Grazie, grazie, grazie. Non so come devo ringraziarvi. Siete stati tantissimi, siete stati numerosissimi a farmi gli auguri per il mio 50° compleanno di età. Sono contento, sono felice e strafelice. Ma credetemi, quel giorno, quando ho fatto 50 anni, ho sentito suonare il campanello di casa e mi sono detto: vuoi vedere che è lo Stato che mi sta facendo pagare la tassa per il mio 50° compleanno? Perché oggi, carissimi amici, di quello che sto sentendo, entrando il nuovo anno, il 2018, è entrato il 2018 e già lo Stato ci ha detto buon anno, ha aumentato gas, luce, acqua, volete di più? Non se ne può di più, carissimi amici. Ho un signore, gli ho detto buon anno e quello mi ha detto sopra le vostre carni. Quale buon anno e buon anno? Non se ne può di più, non se ne può di più. Ma lasciamo stare questo. Sono andata al supermercato e già vi ho detto tutto. Quando sono entrato e ho visto una signora che era in gravidanza in dolce attesa, mi è venuta l'ansia. Dopo aver visto quel video in televisione, gli ho chiesto alla signora, di quanti mesi è? Dice 9 mesi, fra qualche giorno ci dovrei partorire. La signora, credetemi, quando è andata all'ortofrutta a prendere la busta biodegradabile e ha sentito che dovevamo pagare 2 centesimi, si è innervosita così tanto che ha rotto le acque. Abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza. O fuoco mio, fuoco grande. Con questa busta biodegradabile che quando andiamo alla cassa la signorina cosa fa? Cosa fa la signorina? Pesa la frutta con tutta la busta biodegradabile, no? E già la paghiamo. Nonostante questo, lo Stato ci fa pagare anche 2 centesimi a busta per questa busta biodegradabile, come si chiama? Questa è una truffa. Ecco, cazzo, sì che questa è una truffa. Gli ha detto un signore, ha detto: ma secondo voi è giusto quello che sta succedendo? Metto un pariapo, ma voi siete miserabili. Dai, sono miserabile io. Ma è miserabile lo Stato che andavo mi cerca 2 centesimi ma a busta biodegradabile. Ma lasciamo stare questo, lasciamo stare questo. Per andare a prendere il carrello bisogna mettere 50 centesimi. Da oggi per prendere il carrello dobbiamo mettere la scheda magnetica dove risulta se abbiamo pagato il bollo e l'assicurazione per prendere il carrello. Ma non si può di più, amici miei, non si può di più, vi saluto. Ma fra qualche giorno ci fanno pagare anche l'aria che respiriamo. Ecco, cazzo, va.